L'indefesso impegno della presidente Lina Urso Gucciardino ha consentito che fossero oltre 500 i poeti e gli scrittori partecipanti al concorso letterario Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, 24esima edizione, svoltosi sabato sera nel piazzale del Parco Letterario Pirandello di Agrigento. Un grande lavoro per la giuria che ai premi del concorso letterario ha affiancato anche la consegna dei premi speciali destinati a siciliani che si sono particolarmente distinti in vari campi. Riconoscimenti sono andati a Marzia Sabella, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha per la prima volta concepito, costruito e applicato a Palermo una nuova fattispecie di reato. A Michele Guardì, uno dei più importanti e prolifici registi e autori televisivi, a Dario Cartabellotta, dirigente generale della regione siciliana, per il contributo dato ad un miglioramento tangibile dei servizi regionali, a Silvio Benedetto, maestro italo-argentino che nella sua attività artistica ha sempre diffuso la cultura siciliana e mediterranea, a Pietro Moceo, studioso della lingua siciliana, Giuseppe La Rosa, musicista e didatta, Francesco Nobile, cavallerizzo che è diventato uno dei maestri di equitazione più apprezzati in Europa, al gruppo etnofolk Diapason per il repertorio che ha promosso con un'accurata ricerca delle fonti. E ancora la tenenza dei Carabinieri di Favara, pilastro fondamentale per la sicurezza e la legalità nella città. La manifestazione condotta dal giornalista Giuseppe Moscato è stata allietata dall'esibizione dei maestri Salvatore Sciacca alla chitarra, Angelo Sanfilippo alla fisarmonica e con loro la cantante Giusy Pitrossella e il gruppo di Apason. Intanto vediamo i vincitori del premio per la sezione poesia: primo Mimmo Galletto, seconda Margherita Neri, terzo ex aequo Liliana Rigo e Rosa Di Martino. Sezione Cuntu, prima Grazia Dottore, secondo Pippo Bufardeci, terzo ex aequo Clementina Rotolo e Santina Paradiso. Poesia in italiano, prima Lia Lobue e Francesco Setticasi. Poesia in siciliano, Marco Scalabrino, primo posto, secondo Giovanni Grasso. Saggi storici, Antonio Palermo, Elio Di Bella, Pasquale Cucchiara. Saggi letterari, Federico Guastella. Sezione narrativa, un ex aequo per Ester Rizzo e Giacomo La Russa. Al secondo posto Federico Licalzi. Per la sezione fotografia, Edoardo Cicala. Per la sezione attualità ex aequo, Nicolò D'Alessandro e Raimondo Moncada. Per il testo teatrale, Annarita Spinello. Ciantono è una parola siciliana che usiamo solo a Casteltermine, indica una gran confusione, voci che si sopramettono. Usare un titolo siciliano per un libro italiano è per me una ragione di orgoglio. Io sono sempre stato orgoglioso di essere siciliano, sin da quando c'era ancora la televisione a carbone. Immagino, ho cominciato con Pippo Baudo a Milano con Secondo Voi, e a Milano c'erano tutti i tecnici, gli operatori che parlavano tra di loro in milanese. Mio cugino Enzo ed io parlavamo in siciliano. Pippo disse: ma non vi capiscono? Si insignassero. Così come loro parlano milanese, io parlo siciliano e tuttora continuo a farlo facendo il comitato, facendo le trasmissioni. L'orgoglio di essere siciliani è un orgoglio che io mi porto appresso e vi ringrazio molto di questo premio, perché è un'altra delle cose care che metterò nella mia biblioteca. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Michele Guardì. Premio speciale della Presidenza. Piero, è vero allora che hai fatto voli veramente straordinari per essere qui stasera? L'ho fatto volentieri, buonasera a tutti. In questi anni non ho dato mai per scontato ogni riconoscimento. Credo che il riconoscimento individuale, collettivo, umano, artistico sia sempre importante. Ho sempre pensato che è il riconoscimento che nobilita il successo. Tornare in Sicilia, torno a casa.